Incidente mortale nella Marca, vittima il noto imprenditore settantenne Elio Doro. Era a bordo della sua moto quando sulla Pontebana un'auto gli ha tagliato la strada, ferita la moglie. Agosto nero nella Marca, 8ª vittima in 2 settimane, il cordoglio di Zaia per la scomparsa di Elio Doro. Servono di nuovo gli stati generali della sicurezza stradale, ma non è più un problema di infrastrutture. Martedì mattina a Limina l'addio della comunità sconvolta. Al piccolo Cristian, il bimbo annegato in piscina a San Pietro in un dramma ancora da ricostruire. Ferragosto da tutto esaurito sul litorale veneziano, code ai Covid point per i tamponi, numeri positivi anche per i Colli Euganei, task force di controlli per polizia e carabinieri. La scomparsa di Gino Strada, i volontari veneziani di Emergency ricordano il suo amore per la città, promettono continueremo nel suo nome. Turista scozzese ubriaco si lancia di notte dal ponte dell'Accademia, viene denunciato solo 4 giorni fa, medesimo episodio dal ponte degli Scalzi. Il sindaco Brugnaro chiede poteri penali, cella di sicurezza per queste persone. È passata una settimana da quando è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass. Tra bar e ristoranti di Treviso anche i più scettici si sono ricreduti. Ben ritrovati TG Veneto, questi sono i nostri titoli. In apertura avete sentito un nuovo incidente mortale, torniamo purtroppo nella Marca trevigiana, siamo sulla Pontebana, comune di Susegana, un noto imprenditore trevigiano ha perso la vita, ferita la moglie. In sella alla moto, alle sue amate BMW, Elio Doro era stato dappertutto, dalle nostre montagne fino all'Algeria o a Capo Nord. L'incidente che è costato la vita all'imprenditore settantenne di San Pietro di Feletto è accaduto invece poco lontano da casa, lungo la Pontebana, a Susegana. Insieme alla moglie 67enne si stava dirigendo verso Spresiano quando, all'altezza della cantina Borgoluce, una Fiat 500X, condotta da un 82enne del posto, che usciva proprio dal viale della tenuta, si è immessa sulla statale, tagliando di fatto la strada alla motocicletta. L'impatto è stato violento, marito e moglie sono stati sbalzati sull'asfalto, lui è morto, lei è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Conegliano ma non è in pericolo di vita. Sul posto polizia locale e carabinieri, entrambi i mezzi su indicazione della procura sono stati posti sotto sequestro. Doro era titolare della Multirail di Via del Lavoro a Cimavilla di Codognè, fondata 20 anni fa. La sua morte ha colpito profondamente i tanti che lo apprezzavano. Lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia aveva conosciuto da vicino la realtà di Cimavilla nel 2019. Se ne va un signore dell'imprenditoria, una persona per bene, una persona apprezzatissima che dal nulla ha creato questa impresa che è leader mondiale appunto nei servizi di catering e ristorazione, parlo di attrezzature, non solo sui treni ma sulle navi, sugli aerei. La mia vicinanza ai familiari della signora che so che è rimasta ferita e spero che si possa chiudere in maniera positiva almeno per lei questa partita. Profondo dolore lo esprimono anche l'ex sindaco di Codognè Roberto Bet, ora consigliere regionale, e l'attuale prima cittadina Lisa Tommasella, che manifestano la loro vicinanza alla moglie e ai 2 figli. L'imprenditore è l'8ª vittima della strada nella Marca in questo agosto tragico, la 24esima da giugno a oggi. È un'estate tragica, nel senso che ci fa ripiombare a molti anni fa, quando questa provincia aveva un triste primato a livello nazionale. Io penso che sia giunta l'ora di rifare quel percorso che abbiamo fatto anni fa, agli stati generali della sicurezza stradale, e fare in modo che ogni istituzione faccia il possibile per mettere in sicurezza i propri cittadini. Penso che non sia neanche più una questione di infrastrutture che mancano. Esco dall'incidente di oggi e dagli altri incidenti, parlo in generale. Il tema della sicurezza stradale è un tema da affrontare a 360 gradi, anche la cultura che noi cittadini abbiamo rispetto alla percezione del pericolo o quant'altro. E l'altro incidente mortale a Dolo, ha perso la vita un 61enne di Mira. Ieri sera, a seguito di un incidente stradale, è deceduto Luciano Lana, un operaio di 61 anni di Mira. L'uomo, alla guida di una Volkswagen, è uscito di strada a Dolo in via Marco Polo, sembra in maniera autonoma. Nell'impatto l'auto ha sfondato una ringhiera ed è finita rovesciata in un cortile privato sotto il piano stradale. Nonostante i tempestivi soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare il decesso dell'operaio. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira nella frazione di San Bruson e hanno messo in sicurezza la Volkswagen. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.
Volano con la loro Vespa contro il muro di una casa. È successo a Cartigliano, dove 2 diciannovenni sono rimasti feriti. 2 giovani di 9 sono rimasti feriti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in via Puccini a Cartigliano, dove la Vespa 125 su cui viaggiavano è andata a schiantarsi contro il muro di un'abitazione. La dinamica esatta dell'incidente, come pure eventuali responsabilità, sono ancora al vaglio da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. I 2 diciannovenni che erano sulla Vespa sono finiti in ospedale. Le loro condizioni sono gravi ma non versano in pericolo di vita. Andiamo a Limena. Le esequie di Christian Menin, bambino di soli 6 anni e mezzo, annegato lunedì pomeriggio nella piscina comunale di San Pietro in Gu, saranno celebrate martedì 17 alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di Limena. A dare il triste annuncio la mamma Lisa con il papà Emanuele, la sorellina e tutti i familiari. La parrocchia di Limena, in accordo con la famiglia, trasmetterà in streaming la diretta della funzione religiosa. Venezia in lutto per la scomparsa di Gino Strada. I volontari della sua associazione umanitaria però sono pronti a raccogliere l'eredità della sua opera. Li abbiamo ascoltati. Telefonate con le sedi, con gli altri volontari, con gli operatori e con le persone che addirittura è stato molto commovente una telefonata di un medico, di un ortopedico da Madrid. Io ci sono rimasto e questo mi ha detto con la voce rotta che voleva appunto esprimere la propria solidarietà e la solidarietà dei medici spagnoli a Emergency. Carlo Campana è coordinatore dei volontari Emergency di Venezia. Da quando è arrivata la notizia della scomparsa di Gino Strada, il suo telefono continua a squillare. Lui ricorda in Gino Strada non solo un professionista, ma anche un amico, a partire da quella sua scelta di trasferirsi a vivere a Venezia con la moglie Teresa, in un appartamento in affitto in fondamenta degli Ormesini a Cannaregio. Una cosa che mi rimarrà sempre in mente è lo stupore che provavano nei primi giorni andando in giro per Venezia e venendo ad ogni momento fermati dalla gente che li fermava a chiacchierare, gli diceva vieni a bere un'ombra, cose di questo tipo, come fossero veramente degli amici. E questo li stupiva molto e io dicevo ma vi rendete conto di chi siete, di cosa rappresentate? Ma loro neanche se ne rendevano conto. Gino Strada non c'è più, ma la sua opera deve andare avanti, dice Campana, qui dove un ambulatorio Emergency è attivo a Marghera come nel resto del mondo. A Marghera il centro era nato per gli immigrati, ma poi l'attività si è rapidamente allargata. Noi ci siamo resi conto e abbiamo visto materialmente che c'erano anche molti italiani che avevano bisogno di cure mediche perché indigenti o ne avevano bisogno. In particolare le cure più prestate sono quelle per le protesi dentarie e per la vista. E restiamo a Venezia, ancora un tuffo in Canal Grande, in uno dei ponti storici di Venezia. Protagonista un 33enne scozzese, è stato denunciato, ma il sindaco ha chiesto più sicurezza e più possibilità di fare controlli. Chiedo i poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella di sicurezza. Solo 4 giorni fa la rabbia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter era stata la medesima. Martedì lo scenario era Ponte degli Scalzi, la scorsa notte Ponte dell'Accademia, dove un turista intorno alle 4 si è tuffato in acqua sul Canal Grande. 33 anni, scozzese di Glasgow, era in compagnia di un gruppo di amici connazionali e francesi, tutti ubriachi. L'unico a tuffarsi più di una volta è stato lui, nonostante i divieti. L'uomo è stato individuato dalla polizia locale, denunciato e allontanato dalla città, scrive sempre Brugnaro su Twitter, sfogandosi. Di più non possiamo fare, abbiamo le mani legate. Martedì era stato un giovane palestinese a tuffarsi, stavolta in pieno giorno, sfiorando vaporetti e motoscafi. Una piaga, quella degli eccessi del degrado legati al turismo e soprattutto i tuffi e i bagni in Canal Grande che nemmeno il Covid ha allentato. Gli episodi più gravi ed eclatanti nel 2016. Proprio in agosto un 50enne neozelandese pagò con la vita la goliardata dal ponte di Rialto. Centrò in pieno un taxi acqueo e rimase a lungo in rianimazione prima di spirare. Pochi mesi dopo fu un turista giapponese a lasciare tutti a bocca aperta tuffandosi dal ponte degli Scalzi con una tavola da surf. Anche allora la richiesta di Brugnaro fu la stessa riproposta in queste ore. Poteri speciali per garantire l'ordine pubblico nel capoluogo lagunare. Ferragosto al mare, Jesolo fa il tutto esaurito, spiagge a senso unico per le feste di piena estate.
Ci sono molti turisti e gli alberghi sono pieni. Pieni come era nell'estate pre-Covid. Per la settimana di Ferragosto a Jesolo è boom di presenze con overbooking per alberghi, affittacamere, campeggi e ristoranti. Persino trovare un lettino e ombrellone risulta difficile se non si sono prenotati da tempo. Il turismo sembra ripartire, clienti stranieri e italiani affezionati del litorale veneziano che non hanno voluto rinunciare alle loro vacanze senza timore di affrontare le lunghe code stradali. Il segnale è più che positivo. C'è delusione invece sul fronte dell'intrattenimento per l'annullamento dello spettacolo pirotecnico che come tutti gli anni illuminava il cielo di Jesolo, purtroppo rimandato al 2022 per timore di assembramenti incontrollati. Però so che ci sono varie iniziative private, soprattutto per gli alberghi, che fanno delle cene in piscina come al solito, quindi il nostro compito in questi giorni di affluenza grandissima è di poter controllare che non succedano degli episodi spiacevoli. Per evitare assembramenti nella movida della notte di Ferragosto, il traffico pedonale di Piazza Mazzini verrà cambiato. Facciamo domani sera questo esperimento sulla zona di Piazza Mazzini in cui indirizziamo le persone in una specie di senso unico per vedere se il flusso e l'afflusso è un attimino più lineare. È un esperimento che vogliamo fare, vediamo se funziona lo ripeteremo ancora, se non funziona basta. La voglia di festa comunque non si ferma. Facciamo un festone in spiaggia. Lo passerò con gli amici, mantenendo tutta la sicurezza e le norme previste, insomma. Le discoteche sono chiuse e gli under 30 si riverseranno in chioschi e locali. Il lavoro sarà tanto per allietare e divertire gli ospiti della città. Fine serata andremo tutti a divertirci, un bel bagno in spiaggia e festeggeremo anche noi. E con uno spritz in compagnia vi auguro un buon Ferragosto. Intanto sono aumentate però le code ai punti tampone, con l'obbligo imposto da alcuni paesi ai propri cittadini di esibire un test negativo al rientro. È chiaro che una massa di persone così imponente che si è riversata all'improvviso in una struttura come la nostra in qualche maniera ci ha messo un po' in difficoltà. Considerando che a Jesolo abbiamo oltre 300 alberghi è facile intuire che un po' di coda si possa formare. Il pagamento per effettuare i tamponi ha leggermente ridotto la richiesta, ma le code di fronte ai Covid point del litorale veneziano sono in aumento. A Jesolo una delle situazioni più difficili. Qui nei pressi del tendone allestito nel piazzale antistante l'ospedale le file iniziano a formarsi dalle prime ore del mattino. Sono prevalentemente turisti che devono rientrare nel proprio paese con un test negativo e persone sprovviste di Green Pass. Tedeschi e austriaci, ma anche inglesi, sono presenti in numero più elevato assieme ai lavoratori stagionali e residenti. L'assalto ai tamponi mette sotto pressione il sistema sanitario locale, costretto a fronteggiare un numero di richieste cresciuto in maniera esponenziale. Qui a Jesolo l'attività di testing con tamponi ha raggiunto una capacità produttiva senza precedenti. Venerdì scorso abbiamo raggiunto la punta massima, non era mai accaduto, abbiamo fatto quasi 400 tamponi. Tenete conto che noi processiamo soprattutto tamponi rapidi di terza generazione. Siamo arrivati a un punto di riuscire a processare 40 tamponi rapidi all'ora, quindi che significa che poco più di un minuto noi riusciamo a processare il tampone. Un lavoro enorme, tenendo presente che questo si aggiunge alla già intensa attività di vaccinazione. È stata quindi predisposta una rete per la ricerca del virus che consentirà di effettuare più di 6.000 tamponi giornalieri in tutta la costa veneziana. A fronteggiare la richiesta 3 Covid point permanenti e 5 estivi gestiti da personale ASL 4 e 11 strutture private, che si sommano all'ausilio di bus appositamente allestiti. In aiuto alla ASL 4 ci sono anche le farmacie. Invito tutti a rivolgersi anche alle numerose farmacie di Jesolo, del territorio, di Cavallino, della nostra zona, perché effettueranno tamponi anche loro in convenzione con la regione. Stessi prezzi? Stessi prezzi che troveranno qui da noi. Ora nel Padovano, sui Colli Eugani, anche qui Ferragosto da tutto esaurito, non ci sono i turisti ma tanti cittadini nostrani. Noi siamo contenti perché le prenotazioni sono andate
siamo già quasi tutti quanti, ho sentito anche i miei colleghi, sono praticamente quasi tutti al completo per la giornata per stasera e anche per la giornata intera di domani, che è il giorno di Ferragosto. Ristoranti pieni, boom di prenotazioni per il weekend di Ferragosto sui Colli Euganei. Il bilancio è positivo nonostante le notizie sul fronte sanitario e i relativi provvedimenti mettano sempre sul chi va là la categoria dei ristoratori. 12 quelli di Torreglia, accorpati nell'associazione Tavole Tauriliane, che pur notando un cambio di rotta del turismo straniero riescono in questa stagione, condizionata da certificati da esibire e controlli, a compensare con il turismo nostrano. Pre-Covid avevamo visto anche negli ultimi anni olandesi, francesi, belgi. Quest'anno, tranne qualche caso, io almeno non li ho visti girare. Diciamo che abbiamo visto un ulteriore aumento degli italiani, che probabilmente complice il fatto che all'estero magari ci va molta meno gente, però abbiamo visto, e complice anche il fatto che siamo stati chiusi parecchio, la gente ha avuto voglia di uscire da quando abbiamo aperto. Non solo inversione di marcia sul turismo, ma anche per quel che riguarda la location. All'insegna del Green Pass la richiesta di mangiare all'aperto aumenta nonostante l'ondata di caldo. L'anno scorso con queste temperature avevamo avuto molta più richiesta di stare all'interno con l'aria condizionata, invece quest'anno la prima cosa che ci chiedono anche con queste temperature è di rimanere fuori, di stare all'aperto fuori. Non so se sia il Green Pass, se sia la gente che vuole star fuori, però questo l'abbiamo notato, insomma. Nel bellunese, viabilità, prevenzione dei reati e controlli anti-Covid, Ferragosto di grande lavoro per le forze dell'ordine coordinate dalla Questura di Belluno. Questa mattina noi siamo stati tra Misurina e la zona delle Tre Cime di Lavaredo, perché in questi ultimi giorni le persone che vogliono visitare questa bellissima località purtroppo sono troppe rispetto ai parcheggi previsti e quindi si sono creati degli ingorghi. È uno degli interventi mirati declinati nell'ordinanza della Questura di Belluno, che per il Ferragosto coordina i controlli del territorio affidati alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Flusso veicolare intenso stamattina in direzione nord alla vigilia della festa clou dell'estate. Disagi in particolar modo sono rilevati nel solito imbuto fra la tangenziale di Agordo e Cencenighe, sulla 203 a Gordina e sulla 51 di Alemagna. Ovviamente ci sono da una parte i controlli anti-Covid, dall'altra parte i controlli sul settore traffico e congestione delle nostre complicate strade. Per quanto riguarda il traffico, quest'anno dal mese di luglio in provincia nei fine settimana i controlli sono stati rivolti alla circolazione motociclistica sulle strade che attraversano i passi dolomitici, anche d'intesa con i commissariati del governo di Bolzano e Trento e la prefettura di Sondrio. 37 complessivamente le pattuglie delle forze di polizia impegnate, comprese le polizie locali di Ponte nelle Alpi e di Val di Zoldo, per un totale di 231 motociclette controllate e 32 verbali di accertamento di violazione del codice della strada. I controlli ferragostani sono volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid, compreso l'accertamento del possesso del Green Pass laddove risulti necessario. Il riscontro è stato complessivamente positivo. Mi citava l'altro giorno una signora che persino all'interno di un istituto di estetica, la prima cosa che gli è stata controllata è stato il Green Pass. Questo a significare che generalmente in questa provincia il rispetto delle norme è, direi, quasi assoluto. È passata una settimana da quando è entrato in vigore l'obbligo di Green Pass per andare in piscina, in palestra e anche per mangiare in bar e ristoranti al chiuso. Vediamo com'è andata. Quello a bar praticamente, col telefonino li controllo e sono tutti a posto. Nessuna polemica? No, nessuna polemica. Sono stati bravissimi, onestamente, contrariamente a quello che pensavo io. A 7 giorni di vita il Green Pass è già stato in grado di convincere alcuni miscredenti, tra questi lui Renato Zanco, titolare della storica trattoria Due Mori di Via Bailo. Avevamo un gruppo e 1 o 2 erano senza Green Pass. Gli altri hanno mangiato dentro, i 2 hanno mangiato fuori, di conseguenza era meglio di così, non poteva andare. Quindi è fattibile? Sì, fattibilissimo. Pochi disagi, i clienti si sono dimostrati più che informati e preparati. Paolo Lai, titolare di ben 5 locali del centro di Treviso, conferma la stessa tesi. Non problemi finora mai avuti, a parte qualche caso singolo nel quale appunto si rifiutavano, ma comunque vedo che la gente è predisposta, la gente è più serena, noi abbiamo scaricato l'app per controllare, nessun problema finora. Chi sa che vuole mangiare all'interno, addirittura prenotazioni che già mi dicono guarda abbiamo un Green Pass, organizziamo tamponi e via dicendo, quindi diciamo che la gente ormai rientra sempre di più nell'ordine di quello che è
è un modo di entrare e uscire dai locali con attenzione. I clienti arrivano con il Green Pass pronto sul cellulare, i più anziani portano il cartaceo. Alcuni turisti hanno anche con sé il foglio stampato dall'azienda sanitaria in cui hanno effettuato la vaccinazione. Assolutamente, già Green Pass in mano, sono tutti bravissimi. Chi ha il Green Pass arriva già facendovelo vedere? Sì, già 500 metri prima ce l'hanno già fuori. Green Pass promosso dunque, anche se la bella stagione potrebbe trarre in inganno. Il vero banco di prova, ne sono convinti molti ristoratori, sarà la stagione fredda, quando cercare un posto al chiuso sarà d'obbligo. La gente è bravissima, in maggior parte si siedono tutti quanti fuori, quindi non è sto gran problema come tutti pensavano. L'unica cosa, quando c'è tanto lavoro, è un po' complicato gestirli tutti. Tutto qua. Visto il tempo, la gente raramente entrano nel locale, quelli che entrano nel locale sono tutti muniti di Green Pass, fortunatamente. In questa stagione non è facile fare un'analisi dettagliata, poi quando arriverà l'autunno naturalmente la situazione sarà differente. Torniamo nel Padovano, Galzignano Terme, a questo comune spetta il record di picco del caldo della giornata. Siamo a Galzignano Terme, il comune più caldo della regione, perché ieri le centraline dell'ARPAV hanno fatto registrare il picco di 38 gradi e oggi la temperatura non sembra accennare a diminuire, anzi. È tanto caldo, veramente. Mai stato così? Che mi ricorda noi, sì, tanti anni che abito a Galzigna. Siamo abituati. Ieri siamo andati dentro perché c'era l'aria condizionata. E infatti non è la prima volta che il comune del Padovano balza l'attenzione delle cronache perché registra le temperature più alte della regione. Non siamo nuovi, ogni anno Galzignano nel periodo più caldo registra sempre le temperature più alte, ma questo è dovuto al fatto che il posizionamento della centralina meteo dell'ARPAV è in una zona di depressione. E quel grado o 2 in più porta la cittadina a detenere spesso il record. L'amministrazione ha provveduto per tempo, allertando le fasce più deboli dei cittadini con dei consigli e un vademecum per far fronte a questa ondata di caldo che investe non solo il Padovano. Di rimanere chiuso e nelle ore più calde, comunque in qualsiasi caso di attenersi scrupolosamente a quelle che sono state le indicazioni che sono state date anche dai medici di base, quindi bere tanto, tutto il resto. Sto parlando soprattutto degli anziani e dei più piccoli. Sta per finire però l'ondata di caldo che sta investendo il Veneto in questi giorni e di fatto anche l'intera penisola, perché da domani, spiega una nota della regione, l'anticiclone che ha dominato la scena in questa settimana inizierà ad attenuarsi. Pertanto nelle zone montane sia nel pomeriggio che nella sera aumenterà la probabilità di qualche temporale di calore, specie sulle Dolomiti, dove non si esclude qualche locale fenomeno intenso. Maggiore instabilità nella giornata di lunedì 16. Cronaca, continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Padova. Siamo nella zona dell'Arcella, sono stati recuperati 4 etti di eroina, erano nascosti in una conduttura di scolo. È grazie al fiuto straordinario di Lacchi che gli uomini della polizia locale sono riusciti a scovare un panetto di eroina di più di 400 grammi, il cui valore di mercato supera i 35.000 euro. Era occultato all'interno di una conduttura di scolo delle acque piovane. Tutto è partito ieri pomeriggio da una segnalazione di un cittadino che nel vedere un giro sospetto di ragazzi nordafricani in via Zise ha allertato una pattuglia della polizia di prossimità. Il gruppo di ragazzi alla vista della pattuglia si è dileguato scappando in zona cavalcavia Camerini. Il personale della locale insieme agli agenti della squadra di sicurezza urbana hanno iniziato le ricerche perlustrando palmo a palmo la zona e grazie all'ausilio dell'unità cinofila antidroga hanno reperito e sequestrato lo stupefacente. Sono in corso indagini per risalire l'identità degli spacciatori. Parliamo di cultura, carné ricchissimo di appuntamenti, quello dell'estate cortinese, successo per il cartellone dell'opera lirica per la prima volta in forma semiscenica.
L'ingresso di Figaro in una scenografia minimale ma di grande effetto e una scelta di costumi che esalta i contenuti. Tutto esaurito e applausi a scena aperta per Il Barbiere di Siviglia, la celeberrima opera di Gioacchino Rossini, che a Cortina ha portato sul palco un cast di stelle e giovani talenti. Una commissione tra differenti realtà sul territorio, con la scuola, l'Istituto Valboite, che ha creato i disegni e che ha creato l'attrezzeria che va ad arredare le vetrine dei principali locali di Cortina d'Ampezzo. Il sogno di portare l'opera a Cortina d'Ampezzo, una scommessa vinta. Astri nascenti e cantanti riconosciuti a livello internazionale hanno incantato la platea, perché il modo giusto per far diventare pazzi per l'opera è fare bene l'opera. Al debutto un giovane direttore d'orchestra, il trevigiano Jacopo Cacco, selezionato al master per direzione d'orchestra promosso da Fondazione Cassamarca. Bellissimo, in una location che è assolutamente particolare, questa qui delle Dolomiti. Praticamente apriamo con l'opera in forma scenica in un luogo dove non era mai stata fatta. Giovane anche il regista, anch'egli trevigiano, che per la prima volta si è cimentato con l'opera rossiniana. È stato divertente lavorare con questo cast, da cui ho imparato in effetti molto, ed è stato ugualmente divertente riuscire a raccontare la storia del Barbiere con gli elementi essenziali e necessari all'opera. Di grande impatto il prossimo appuntamento, fissato per il 20 agosto sulla parete ovest delle Cinque Torri, quando ad esibirsi sarà Danilo Stagni, primo corno solista della Scala di Milano. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora, come sempre, le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Previsioni per domenica 15 agosto. Ferragosto in Veneto con tempo stabile, molto caldo e afoso, ma l'ondata di calore è destinata ad attenuarsi da lunedì, ad iniziare dalla montagna. Fino a gran parte della giornata di Ferragosto il tempo sarà stabile, con temperature massime e minime molto superiori alla norma, sia in montagna che in pianura. Condizioni di caldo afoso per la presenza di elevati tassi di umidità e con precipitazioni in genere assenti, a parte isolati rovesci o temporali di calore sui monti nelle ore pomeridiane. A Ferragosto le temperature aumenteranno ancora un po', con massime intorno a 35-37 gradi e con minime stabilmente sopra i 20 gradi. La situazione in Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa cielo sereno con caldo afoso, specie in pianura di pomeriggio. Sui monti e pedemontana poco nuvoloso con la possibilità di qualche rovescio temporale, più probabili dal pomeriggio e sui monti. Sulla costa brezza, ma di notte farà caldo. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 28 gradi, le massime tra 31 e 38 gradi. Ed ora la situazione in Trentino Alto Adige. Domenica prevarrà ancora il sole, ma con possibili temporali nel pomeriggio ed in serata. La giornata inizierà con cielo sereno e molto soleggiato. Di seguito la formazione di nubi cumuliformi provocherà isolati rovesci anche temporaleschi verso sera. Temperature minime tra 12 e 20 gradi, le massime tra 26 e 33 gradi. Dal meteo è tutto. Arrivederci.